18° turno del campionato Under 17 regionale siciliano. Il girone C al comunale di Olivarella metteva di fronte il fanalino di coda del girone, la Tirrenia, ancora fermo a quota 0 punti in classifica, al Giardini Naxos di mister Gulisano, reduci dall'ultimo pari interno per 1-1 contro la Ionia Calcio Riposto, formazione col quale si sta contendendo al momento l'ultimo posto valido per i playoff. 22 i punti raccolti fin qui per i ragazzi della Riviera Ionica. Possiamo passare a raccontarvi del film della gara grazie alle immagini a cura di Mirko Giacopello e al montaggio di Federico Longo. Fischietto in bocca per il direttore di gara Domenico Vinci e si può partire al sesto di gioco. Subito Giardini in avanti con l'incursione in verticale di Di Martino che prova a penetrare in area di rigore e insidiare la porta difesa da Di Paola, che risponde però presente nell'occasione. Al decimo si fa notare ancora in avanti la formazione quest'oggi in multicolor con Puglisi che non riesce però col mancino a inquadrare lo specchio della porta. Lo stesso numero 8 che sul binario sinistro magia, tunnela un avversario, entra in area, palla sul secondo palo dove si avventa Ragusa che all'11° sblocca il parziale al comunale di Olivarella. Ma che giocata quella di Andrea Puglisi sul binario mancino, che ha eluso l'intervento di un avversario e servito sul piatto d'argento. Il gol dello 0-1 al compagno di squadra Sebastiano Ragusa. Segue il tentativo di Caltabiano direttamente da calcio piazzato che chiama al miracolo Di Paola. Si fa notare in avanti però la Tirrenia al 26° con questo tentativo di Antonino Mastroeni che termina alto sulla porta difesa da Basile. Al 27° ci riprova allora Puglisi, ma ancora Di Paola sugli scudi a negargli la gioia del gol. Al 38° calcio d'angolo, Caltabiano prova a insidiare la porta avversaria e l'ultima emozione del primo tempo. Una prima frazione di gioco fortemente condizionata dalle raffiche di vento che fin qui viene decisa dal gol all'11° di Sebastiano Ragusa. Torniamo intanto con le nostre immagini in campo. Nella ripresa a parti invertite non cambia l'inerzia della sfida. Timida reazione della Tirrenia al quarto di gioco con questo tentativo dalla distanza di Lamalfa. Al 9 però come un fulmine a ciel sereno arriverà il gol di Quinci che pareggia i conti. Tirrenia che rientra in partita, Quinci risponde alla rete di Ragusa. Un barlume di speranza per i ragazzi di mister Russo che potrebbero collezionare il primo punto del loro campionato addirittura al 18° a tu per tu con Basile. Sbaglia tutto però Sgaida, ha avuto l'occasione di portarsi in vantaggio la Tirrenia, sta ballando dietro il Giardini, corre allora ai ripari mister Gulisano che mette in campo Scuderi per Di Bella. Al 24° subito occasione per Puglisi, tra i migliori dei suoi, vince un corpo a corpo, entra in area, ancora una volta però è impreciso la sua mira. Alla mezz'ora ci prova allora Caltabiano, ancora una volta direttamente da calcio piazzato, prova a esplodere il destro, la sua parabola però si spegne a fondo campo. 32° però ci pensa ancora una volta Sebastiano Ragusa a riportare in avanti il Giardini a tu per tu con Di Paola, non sbaglia mai, la mette sempre nel sacco il numero 9 del Giardini che sigla la sua doppietta personale riportando avanti i ragazzi di mister Gulisano che hanno sofferto e come quest'oggi al comunale di Olivarella, non riuscendo a esprimere il proprio calcio. Occhio però al Giardini che non è sazio, c'è questa azione personale di Martino travolgente. Di Paola ancora una volta gli sbarra la strada. Al 37° però dall'altro lato si fa notare la Tirrenia con questa punizione di Ben Karim alta sulla trasversale. Altro cambio con Papa che prenderà il posto di Di Martino. Scorreranno i titoli di coda però quando al 41° contropiede 1 contro 0 sbaglia in una prima occasione. Si resta allora 3 contro 2, Caltabiano restituisce il favore al compagno Puglisi che deve solo depositare il rete nella porta ormai sguarnita, non esiste più la retroguardia della Tirrenia, ne approfitta allora il Giardini per mandare i titoli di coda su questa sfida. Triplice fischio e game over al comunale di Olivarella. Tirrenia contro Giardini Naxos è già storia e termina per 1-3. Apre le danze Ragusa, pareggia per i tirrenici Quinci, nel finale le reti ancora di Ragusa e di Puglisi. Un cordiale saluto allora da Claudio Costanzo e alla prossima.